Abile al lavoro è un bellissimo titolo, è anche una location speciale perché qua si uniscono tante politiche, le politiche sociali, socioassistenziali e ovviamente lavorative. Di quello si parla oggi, delle opportunità che ci sono per i disabili e anche delle mancate opportunità, perché bisogna parlare anche in senso critico di quello che le istituzioni stanno facendo in questa direzione. Abbiamo una legge fortissima, granitica, che c'è da tanti anni, ma che ha necessità di un make-up perché il mondo del lavoro è cambiato fortissimamente e su questo c'è un dialogo europeo molto forte. Proprio 2 mesi fa ho partecipato a livello di Commissione europea al Disability Platform, che cerca di tracciare le linee evolutive, perché la materia disabili in tutta Europa verso il lavoro è molto molto disomogenea, ancora molto distante da quello che sono i target che ci stiamo ponendo anche nella spesa dei fondi europei. Il Ministero ha fatto dei passi avanti, abbiamo istituito una commissione specifica per i benchmark positivi che ci sono in questo mondo e siamo alle porte già dall'anno scorso col DL 48 che introduce gli incentivi importanti e anche nuove modalità del decreto interministeriale che fissa incentivi che sono incentivi notevoli verso il mondo delle disabilità.